Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, come avete visto dal titolo della mascherina, è essere ingenue. Perché? Perché mi capita, e mi è capitato negli anni passati, di incontrare soprattutto donne, femmine, che avevano un grandissimo problema di inquadrare la situazione e quindi capitava che erano un pochettino ingenue sul rapporto che stavano instaurando col proprio partner, amico o compagno, chiamatelo poi come volete. Però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Il De Garde Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 lunedì sera il De Garde Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Bene, iniziamo. Alcune donne, non molte però chiaramente, si fanno trattare un pochettino diciamo maluccio, perché magari il proprio compagno o le incontra solamente quando vuole avere un rapporto intimo. Perché? Perché lui magari al calcetto, alla TV, alla partita di calcio, agli amici al bar, insomma praticamente lui quando ha le sue questioni da fare è sempre impegnato, poi quando vuole avere solamente il rapporto intimo invita la propria compagna in un incontro, sfoga i propri istinti primordiali e poi l'abbandona con qualche buona parolina e qualche, come si suol dire, cioccolatino. E questo è una cosa che non si deve fare, proprio perché così si perde la propria autostima. Proprio l'autostima, e questo è anche un altro fattore importantissimo. Le donne, soprattutto le donne, ma questo vale anche per i maschietti, ci sono alcuni maschietti che si fanno intrufulare in situazioni veramente disastrose, magari con delle valchirie che ragionano come i maschi, quindi non dovete essere ingenui, dovete avere la vostra autostima, dovete volervi bene voi per prima e non farvi usare come degli straccetti, e questo è importante. Il vostro marietto ha già messo dei circuiti radionici che danno una mano proprio per tagliare questi legamenti. Non dovete essere ingenui. Se trovate un tipo che vi usa solamente quando non c'è la serie TV che gli interessa, se non c'è la partita che gli interessa, e allora vi chiama solamente per fare i suoi bisogni, a meno che voi non siate dello stesso tenore e stile, lasciate stare, perché vi sta distruggendo anche la vostra autostima. Quindi quei soggetti un pochettino birichini è meglio che li lasciate stare, perché sennò voi non sarete mai la sua priorità, sarete solamente la ruota di scorta, l'ultima ruota del carro, come si suol dire. Poi un'altra cosa importantissima è che non dovete cercare quelli definiti, non so, farfalle, per non dire un altro nome, perché se voi cercate una farfalla che si posa su ogni fiore quando meglio lo vuole, è chiaro che non funziona. Cioè dovete cercare una persona che voglia costruire qualcosa di solido, o che magari è diventato vedovo, o che magari è la vostra anima gemella e avete già visto che ha costruito qualcosa di positivo. Perché se voi cercate una farfalla è come andare dal salumiere e dal macellaio, chiedere un salame e cercando di mangiare sperando che sia un filetto. Capite che la cosa non funziona. Quando voi cercate un compagno per la vostra vita dovete essere sicuri che è quello che ha le predisposizioni e entri e combaci con voi. Quindi cosa si può fare per cercare di non incappare in queste ingenuità, in questi scivoloni importanti? Beh, la prima cosa da fare è chiaramente seguire le pillole del vostro marietto veneziano, ma soprattutto alcuni circuiti proprio che tagliano questi legami perniciosi, questi legami che praticamente
si possono incontrare o ci sono già e sono una costante. Quindi cari amici e soprattutto cari amiche, ma anche gli uomini sono fatti così, perché alcune volte capitano di essere sotto questa schiavitù, chiamiamola così, di alcune donne che hanno proprio queste caratteristiche. Beh, cari amici, detto questo, il vostro marinetto per il momento vi saluta qui, cercate sempre di stare in campana, cercate sempre di guardare le pillole del vostro marinetto veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook di The Gara Marinetto Veneziano e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera il The Gara Marinetto Veneziano, coadiuvati da Midas, tengono un percorso esoterico. Grazie cari amici e alla prossima.